Buonasera a tutti, procediamo a appello. Ci sono Caprini Flavio, Figone Carlo, Pietronati Cristian, Sabini Dante, Sabini Gabriele, Semenza Lorenzo, Giustificato. De Paoli Giovanni, Gabrovec Sergio, Podestà Fabrizio. Vediamo. Allora, procediamo. Scusate, non si vede una cosa. Pronto? Ehi, ciao. Sono così. Scusate. Procediamo all'approvazione del punto numero 1. Approvazione verbale della seduta in data 29/7 relativa alle deliberazioni dal numero 23 al numero 30, compreso nomina consiglieri scrutatori. Ci sono delle cose che dovete far presente, il verbale andava bene, è stato tutto quanto. Nessuno chiede la parola, metto in votazione. Sì, adesso devo passare gli scrutatori perché devo fare verificare questo discorso. Va bene, ora direi che passiamo alla nomina dei consiglieri scrutatori. Varie opportunità, direi che De Marchi cosa stava bene. Ok. A 3 se vuole. 2 no? Cristian, sì. Ti trovi Cristian più giovane. È chiamato Regina, Fabrizio. Passiamo quindi alla votazione del punto numero 1. Approvazione verbali della seduta in data 29/7 relative alla deliberazione dal numero 23 al numero 30 compreso e nomina consiglieri scrutatori che abbiamo detto Cademarchi, Pietronave e Podestà. Chi è che vota a favore? All'unanimità. Passiamo quindi al punto numero 2. Nomina revisore unico dei conti triennio 2015-2017. È un adempimento di legge e anche la nomina è fatta per la prima volta con un sistema di tipo diretto. Allora, è scaduta la dottoressa Boiardi, a cui va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni e per la grande collaborazione dimostrata in tutte le occasioni. Questa dottoressa è scaduta al 13/9, dopodiché abbiamo chiesto alla prefettura di provvedere al sorteggio, alla nomina del revisore dei conti. Bene, questa pratica che poi comunque potete leggere se volete, vi passate la lettura, comunque una prassi amministrativa. Di conseguenza abbiamo comunicato alla prefettura ha fatto questi avvisi, ha provveduto poi anche a fare l'estrazione, ci ha avvertito che cosa faceva l'estrazione. È risultato, perciò non procede più il comune alla nomina, ma viene fatto per estrazione sola, logicamente da un elenco di persone abilitate. Fuori di tutto. Il risultato estratto e di conseguenza viene eletto come revisore dei conti il signor
il compenso per legge, che veniva già corrisposto alla dottoressa Boiardi, è un adempimento di legge, è una figura molto importante perché il revisore dei conti è una figura veramente importante. Il legislatore ha deciso che non viene più nominato, ma viene estratto a sorte, così abbiamo fatto. Logicamente l'estazione a sorte non la fa il comune, ma la fa un organo superiore, legasi all'ufficio territoriale del governo. Questi adempimenti sono stati fatti. Non so se avete qualcosa da chiedere. No? Mettiamo a questo punto in votazione nomina revisore unico dei conti triennio 2015-2017. Chi è che vota a favore? All'unanimità. C'è l'immediata esecutività all'unanimità. Ok. Allora, passiamo a questo punto al numero 3. Affidamento servizi di tesoreria comunale, approvazione schema di convenzione e criteri di applicazione. Il servizio di tesoreria di questo comune, che attualmente viene svolto logicamente da un istituto di credito, è scaduto, siamo in regime di proroga, perciò con questa delibera cosa facciamo? Approviamo uno schema di convenzione per il servizio di tesoreria che non so se avete letto, se no possiamo anche tranquillamente guardarlo dalla lettura, però sono gli schemi convenzionali che si trovano. E poi approviamo altresì i criteri di aggiudicazione. Anche questo è un adempimento di legge, è un adempimento che poi verrà ultimato ed effettuato dalla Giunta, perché stabiliti i criteri e stabilito altresì lo schema di convenzione, sono adempimenti che può fare tranquillamente, cioè non tranquillamente, che può fare per legge la Giunta. Anche qua non so cosa, non saprei il preciso cosa dire, nel senso che sono, ripeto, convenzioni che tutti gli enti più o meno fanno in questi termini. Ci sono un minimo di clausole di salvaguardia, logicamente, ci sono imposte delle condizioni, è un contratto che viene fatto con la tesoreria, cioè con un istituto di credito, e poi ci sono i criteri per aggiudicare. Se volete possiamo anche guardare, però abbastanza, diciamo, prego. Io ovviamente capisco che è un atto dovuto e quindi rispetto comunque nell'allegato B della delibera dove Nell'allegato B alla delibera sarebbe lo schema di convenzione. L'aggiudicazione a parte di tesoreria. Criteri di sì, ok. Allora io l'ho analizzato sotto tutti gli aspetti, chiedo però che venga cancellato il punto numero 11 perché recita quale criterio per l'applicazione di questa tesoreria il numero di enti pubblici amministrati in provincia di Agrigento del 12-2014. Questa qui mi sembra una clausola vessatoria che vada contro gli interessi del comune, perché noi dobbiamo, secondo me, scegliere la tesoreria in base al tasso attivo e passivo che si applica sulle residui di cassa, in base al tasso applicato sui mutui
cui in base ai costi maggiori o minori che le aziende di credito ci forniranno. Siccome io immagino che dopo noi abbiamo fissato i criteri, dovremmo evitare a farci l'offerta alle banche, le banche sulla piazza sono due, io sono cliente di entrambe e quindi vorrei che fossero trattate dal punto di vista dei criteri allo stesso modo. Quindi, siccome ritengo che l'articolo 11 sia una clausola vessatoria che possa indicare già in partenza chi deve vincere il bando, credo che sia tolta. Si stabiliscono dei criteri, non è che si stabilisce chi vince, cioè poi voi. Anzi, direi che la parola di un esperto, di due esperti, è giusto perché ti piace, sentiamo cosa. Io tanto rispondo un attimo al discorso del zona 15. Questo è un criterio che io, quando si parla di aggiudicazione di appalti di servizi di tesoreria, ho sempre visto mettere dagli enti. Però chiaramente non è quello che viene ad aggiudicare il servizio o meno, perché questo può rappresentare un punteggio. Può rappresentare un punteggio. È chiaro che di solito perché gli enti mettono questa cosa? Mettono questa cosa perché è comunque un'esperienza, è comunque un servizio che già il meccanografico, il centro o comunque viene posto dalla banca, perciò di solito viene messo, almeno nella mia esperienza, ho visto che quando lo mettono gli enti, lo mettono, ripeto, per far sì, per poter eventualmente attribuire all'istituto di credito un punteggio leggermente maggiore dovuto all'esperienza della gestione del servizio di tesoreria, perché è chiaro che chi già gestisce, come dire, ha già risolto dei casi pratici che un altro magari deve comunque svolgere. Questo non è perché ci sia qualcuno che lo vuole già affidare o che l'abbia già affidato, perché non è stabilito, non è il punteggio, non è certo il punteggio massimo, non è l'unica clausola e questa è stata inserita per questa motivazione. Poi è oggetto di discussione, possiamo tranquillamente verificare anche vedere. Io l'unica osservazione che faccio è all'articolo 14, dove si parla di tasso debitore e creditore, che poi sia un po' la sostanza di quello che può essere un rapporto bancario. Certo. E si dice sull'anticipazione ordinaria di tesoreria viene applicato un interesse annuo una misura del tasso di 3 mesi vigente di tempo per tempo, aumentato il spread di pagamento procedurale che è sicuramente il massimo tasso di questi tassi correnti. Questo in caso di posizione debitoria del comune. In caso di nel comma terzo, punto terzo dell'articolo 14, si parla di urgenza di cassa evidente. Una cosa che ho notato adesso, che siccome il comune di urgenza di cassa ne ha anche parecchie, si dice che verrebbe applicato un tasso di interesse annuo nella seguente misura. Tasso unico da 3 mesi, base 3,60, media mese precedente, vigente tempo per tempo, la liquidazione a luogo con cadenza trimestrale. Ora, siccome in questo periodo nel mondo bancario siamo all'assurdo che i tassi sono negativi, scrivendo così lo dico da 3 mesi questo momento negativo, a finire per tenere dei soldi, rischiamo anche di prendere dei soldi noi alla banca. Quindi io aggiungerei una cosa del tipo che il tasso non può essere negativo, molto semplicemente per salvaguardare la... Io lo possiamo aggiungere, giusto?
Ma aveva previsto un ulteriore ribasso di tasse a breve, quindi non si sa se si potrà. Ti ringrazio Gianni per questa presentazione, perciò aiutami, forse l'autoressa già capito, ma io non mi sono perso. L'Uribor non dovrebbe essere No, il tasso Uribor è fissato dalle banche, il tasso interbancario. Il tasso creditore applicato sul conto corrente di tesoreria non potrà essere negativo. Certo, lo aggiungiamo. Allora, sulle licenze di cassa viene qui. Allora, parliamo anzitutto dell'articolo 14, per chi si era perso ovviamente. Dello schema di convenzione. Articolo 14, terzo comma. Sulla giacente di cassa dell'ente viene applicato l'interesse della seguente misura: tasso Euribor a 3 mesi, base 360 giorni, media mese precedente, vigente tempo per tempo, la liquidazione a luogo con cadenza trimestrale, con accredito di inizio. In che punto lo aggiungiamo? Io lo metterei dopo la parola scalare. Certo, perfetto. Quindi che c'è? Tale tasso di interesse non potrà essere negativo, non potrà essere inferiore a... No. Io spero si possa, cioè nel senso che Sì. tecnicamente non sono proprio sicurissima che... Quello non fa la banca, come si dice. In caso non potrà comunque essere negativo, giusto? Io ringrazio che la banca non lo ritiene, Non lo mette. non lo mette, cioè, Quindi sarà un punto comunque è una linea interrogativo. guida nel senso. Certo, bene. Ok. Allora lo Lo aggiungiamo sicuramente, al terzo comma aggiungiamo tale tasso non potrà comunque essere negativo. in teoria ci sono stati questi emendamenti, quindi dovrebbero essere votati. Sì, ma vediamo. Sul discorso del numero di clienti, secondo me è un po' un problema se si offende per qualche persona vecchia che io sto vedendo la mia banca che non ha quell'esperienza, non so. Ti lo aspetto. Secondo me sono sempre legato questo una serie di criteri Certo. che diventano comunque semplici senza... Certo. Questo è già quello che abbiamo proposto di modificare, lo schema di convenzione dove è molto più preciso. Questo è solo un criterio, cioè poi può essere anche... Si può dare un criterio pari a 0,00 e Basta. mica possiamo lasciare questo che dice. No, scusate, no. La delibera è approvata da più documenti e quindi l'allegato qui fa integrare della delibera. Questo io lo ribadisco che quello che serve validato la decisionia che indica già in anticipo chi deve vincere la gara, quindi i tassi attivi o passivi comunque avranno pochissima importanza perché comunque già predeterminato chi deve vincere la gara, quindi chiedo che sia ben validato, chiedo che sia forse a votazione come proposta di modifica, io quindi c'è eliminazione dell'articolo 11 perché non è lì, allora non è criterio di aggiudicazione da parte servizio dovrebbe se poi è un criterio che lo dice in appartenenza dove deve vincere, lo facciamo la gara, facciamo ridere. A questo punto lo dobbiamo votare questo. Devo votare la proposta di De Paoli che chiede che sia depennato. Sì, che però la raccomando. Dico, come dichiarazione di voto, nel senso, possiamo anche accogliere, secondo noi non è che sia vincolante, però se per maggiore chiarezza dovrebbe fare
evitare qualunque tipo di dubbio che si vuole insinuare. Possiamo Secondo me è una vincolante, però almeno si ancora più solo attributivo di punteggio. certo, sì, però giustamente potrebbe essere attribuito nel senso di del punteggio, noi intendiamo assolutamente avere la massima trasparenza per tutti, ci mancherebbe altro, possiamo tranquillamente fare. Poi gli esperti siete, come dire, ci rimettiamo agli esterni, nel senso che non è, cioè sono criteri che sono stati stabiliti per, come dire, per avere un buon servizio, per avere una buona tesoreria, comunque, però non è che qualcuno ha già deciso di darli. Assolutamente no. Cioè, se gli esperti ci dicono che va bene, per quanto mi riguarda, va benissimo da parte. Non ci sono problemi. Non lo votate, Allora, mettiamo in votazione, o se no, mettiamo in votazione senza l'articolo 11 che diventerebbe a questo punto il tutto di 17 articoli. sì, però secondo me la proposta non Allora, mettiamo in votazione. Perché 17 articoli? Se l'abbiamo visto. No, perché hai fatto dei Ma perché c'è anche la parte dietro, speriamo sì, appunto l'articolo è sempre il numero 17, il numero 18 che diventa 17. Allora avete no? Sì, cazzo. Sì, allora perché abbiamo votazione deliberato? Se abbiamo deciso di fare. Sì, ma dobbiamo anche. per essere proprio trasparenti le votate, così. Allora, mettiamo in votazione La proposta di la proposta del consigliere De Paoli di togliere ai criteri di aggiudicazione al quadro servizio di tesoreria allegato B alla delibera il punto numero 11, numero enti pubblici amministrati in provincia di La Spezia al 31/12/2014. no. vorrei che sembrasse non partecipare alla Si astiene. Va bene, poi anche noi va benissimo. sì, Sì. diciamo cosa che ho sentito. Certo. Allora, per una questione semplicemente di capisco perfettamente. tra virgolette di conflitto di interesse. Io dico lei si astiene, Prego? si astiene dalla votazione. Se si dice che Allora, Savini Dani, come sta Fabrizio, non va a fare in giro con Mi ha ricordato. no, esce anche Daniel, perché anche lui dice l'istituto di credito, noi siamo più trasparenti di così, siamo più limpidi davanti al sole. Se vi prendete un caffè, però allora mettiamo le votazioni. Allora, siamo votati potestà Fabrizio, Savini Daniel in quanto dipendenti di istituti di credito. Siamo votati. Se vogliamo dire anche un motivo no. Perciò dicevo i criteri di aggiudicazione abbiamo già detti, vediamo il numero 11 che è conta a favore all'unanimità di quelli rimasti. Allora, invece per quanto riguarda l'articolo 14 del come si chiama? Dello schema di convenzione abbiamo aggiunto quel discorso che ci diceva prima Savini Daniel, il tasso non potrà comunque essere negativo. Ok? quindi votiamo. Allora a questo punto votiamo l'affidamento servizi di tesoreria comunale, approvazione schema di convenzione e criteri di aggiudicazione. All'unanimità. Rientrate immediata eseguibilità. All'unanimità anche quello. Allora, ratifica delle regolazioni della Giunta Comunale delle Sede cosa c'è a questo punto la variazione di slancio? Sono 5 cosa non è venuto? La Linda non è venuta, Gabriele. La Linda non è venuta.